Saluto a tutti, Salute. sono assai felice oggi di scontrare Angelo Bomonti per la pubblicazione di Uso Libro, che è una, come si può dire, un rifinimento di Asodesa voglio dire subito a mia ammirazione per questo studio qui che per conto mio, che sono curioso, ma manca appena specialista di sapere qui, trovo che lì un punto oggi di partenza per ogni studio che viene fatto dopo un'altra letteratura corsa e che ci permette e che permette a un pubblico assai largo di avere un accesso, un primo accosto alla letteratura e dopo berremo a penuccia forse in particolare ciò che viene detto qui, ma forse che la prima domanda che io va, forse appena ni c'entra, d'altronde vi accorgerete che forse spesso è un mondo che va so appena ni c'entra, di perché di questa ricerca, perché su soggetto. Allora, déjà ti ringrazio assai per darmi l'occasione di parlare appena, di riparlare appena di suo libro, che di effettivamente un prolungamento di Amodesa. Allora, giusto per la precisione, contiene Amodesa che di appena dice radio aumentata e attualizzata perché c'è un scherzo di 2 anni tra la sostenenza e la pubblicazione, dunque di urzuto che la sia comunque in linea con l'attualità più stretta. Allora, il perché di Sadesa, io uso all'origine, già c'è una passione per il tema, quindi è un'evidenza quando tu fai una tesa, se tu hai mica una passione, un interesse per la materia diventa qualcosa di bisio, assai, penso, dunque già c'è un interesse per l'oggetto e io, se tu vuoi, all'origine sono partito da un costato che ho fatto, che mi viene appena di esperienza di Udereno, ma di noi, di giramento, di vita sociale, che era una letteratura in prima che era abbastanza ignorata in seno alla società corsa. Io mica per contare la mia vita, ma quando sono giunto ai studi corsi, non vengo mica dai studi corsi all'origine, era in da filiera spagnolo, dunque era una filiera letteraria e linguistica di noi, ma e ho scoperto, per dirtela così, una letteratura corsa e sono stato sorpreso di sua qualità, in particolare in delle aperte moderne della letteratura corsa. Per esempio ho scoperto affari come la polifonia narrativa, in dei romanzi di Giacomo Dieri, mi sono detto, quantunque esiste qui in della letteratura corsa, dunque di qualcosa che mi aveva colpito abbastanza. Dunque una certa un oggetto un poco ignorato dalla società, che è un primo punto, e in certi casi è un oggetto in noi appena disprezzato disgraziatamente e poche volte che non se ne parla. Io per esempio mi è accaduto di gente già che era una letteratura di nostalgia, unicamente una letteratura di un passato, di una società agropastorale, o allora che era piuttosto una letteratura militante, una letteratura unicamente politica, una letteratura nazionale o nazionalista. Dunque, non dico mica che lui ci sia eventuato qualche verità, ma non corrispondeva mica alla visione che aveva io personalmente, partendo dalle mie letture. Dopo ho fatto gustato di noi che mancava un po', e dico assai modestia, ma su tipo di strumento. Vale a dire che esistevano gli articoli, esistevano l'antologie, ne sai che cosa, monografie su ente di qualità, ma non c'era mica veramente una sintesi. È un lavoro di tesa, dunque problematizzato come lavori su una tesa, ma non esisteva mica una sintesi così, e dunque ho urzuto con me una piccola mancanza e di appena di un omaggio all'oggetto letteratura di lingua corsa e di appena di noi a una piccola contribuzione ai studi corsi. Mi sono detto, se non possiamo portare qualcosa ai studenti, ai colleghi insegnanti che vorrebbero approfondire appena la sua conoscenza e dopo al di là tutti i corsi
bramosi di riscoprire una parte di uso patrimonio, perché la letteratura è una parte di un patrimonio dell'uomo, non è mica tutto un patrimonio, ma è una parte. Grazie, grazie. Allora forse che ora ma entra appena di più il contenuto di suo libro e hai avuto l'impressione leggendolo, perché si dice che lì una storia di letteratura corsa, ma non c'è mica troppo fatta fine gli stessi affari che in storie di letteratura che si vogliono trovare per l'altra letteratura, in tutti i casi la storia letteraria come lei canonizzata o concepita in dei solidi studi letterari, perché c'è una problematica che è assai interessante e poi c'è di noi come a vivere di un'evoluzione, di un processo, di una costruzione che tu dici, che tu presenti, la costruzione dunque di una letteratura. È interessante di noi perché chi ci permette, io so appena di più un po' la storia, ma non che la parola letteratura ha una storia, la letteratura comparisce a un momento dato, non c'è mica stato. Forse posso dire così, tutto non si è mica chiamato letteratura da sempre, ecco. E qui ne vagi di noi la storia, ne tracci di noi i lineamenti, dunque, che è un primo affare, dopo ti interrogare a te, il secondo affare è chi in questo libro studia la letteratura, da un punto di vista interno, viene a dire chi tratti di testi, tratti di opere, di autori, con un studio minuto, preciso, per parlare di eso tematiche, di eso evoluzione, di eso tecniche che li impiegano gli autori, e poi noi, quelli forse appena noi, in studi letterari corsi, c'è un accosto da uvora della letteratura di noi. E questo l'arnesi di più di sociologia letteraria, dunque, mica solo, ma di noi quelli di sociologia letteraria che sono interessanti perché chi piano un conto a tempo letterato, dunque un pubblico che si costituisce, forse mica, non si sa forse mica ciò che lo bolledi e come ledi, eccetera, eccetera. E poi di noi a maniera di concepire un libro, dunque uso formato editoriale, come l'è pubblicato e come lo si trasmette un testo di noi. Ecco, e dunque tutti questi punti qui sono proprio di interesse e aprono vie di riflessione, di ricerca tante. Dunque, qui direbbe la presentazione. Io ti voglio domandare, posto che lì è un libro che viene da una tesa, come hai concepito l'accosto di soggetto qui e che dia metodologia che hai utilizzato? Allora, prima di spiegarti la metodologia di ricerca, giusto, una storia letteraria, quantunque sì, ma problematizzata in un quadro di una tesi universitaria che se non hai mica una problematica, un postulato di partenza, un filo a sbucinato, dopo non è mica una tesi ti tocca quantunque a dimostrare qualcosa, o se no è un esercizio che ti ha penuto sfarente. Dopo accanto a questo abbiamo avuto una premura e qui riconosco di patrimonializzazione. Vale a dire che ho ragionato appena in parte come un antologista e mi sono detto, ma mette in patrimonio e mi sa quantunque qualcosa abbia scritto. E dunque ho ragionato appena come hai ragionato tu, può darsi. Per questo che c'è una certa quantità, che ho messo per esempio assai testi in appiccio, che ho trattato, allora, ben inteso non c'è mica tutto, ma ce n'è abbastanza, c'è una certa quantità. Dunque ho avuto questa premura di messa in patrimonio e dunque ho cercato di conciliare appena questi due aspetti qui, l'aspetto proprio scientifico e l'aspetto un po' quantunque quantitativo di patrimonializzazione. Accanto a questa metodologia, allora, soprattutto veramente il primo punto di, come ti hai detto, la testualità.
l'analisi di desti e trovo io al contrario che di un punto che è appena considerato quando si parla di questa letteratura sovente ignoriamo il suo contenuto dunque mi variano poi in più di ciò che mi piace riconosco dunque mi sono ciuttato veramente a guerra di desti e dunque c'è assai analisi di desti può darsi un po' troppo per il lettore ma bon che gira un obiettivo dunque è stato a mia priorità. Dopo effettivamente ciò che ho fatto è che ho acquistato la letteratura attraverso tutte le sue dimensioni, perché la letteratura è un fenomeno plurale, è un fenomeno, per adoperare un termine di idea, multidimensionale. Dunque effettivamente c'è l'aspetto testuale, ma c'è altri aspetti che in più sono particolarmente significativi in dominio minorizzato. Hai parlato per esempio di storia, il peso di storia. Bon, di un periodo come un riacquisto, è evidente che hanno i fenomeni storici che hanno un peso e determinati hanno i contenuti letterari. Dunque, ho considerato questo aspetto qui. Sarebbe a tendenza socio-storica in letteratura. Dopo accanto a questo c'è assai sociolinguistica. Siamo in diglossia, dunque c'era un elemento impossibile a evitare. Siamo in diglossia, dunque c'è anche la dimensione psicologica della scrittura, l'isgovin, eccetera, eccetera. E dopo effettivamente, come ti hai detto alla fine, c'è di nuovo l'aspetto istituzionale della letteratura. Ho fatto di considerare la letteratura mica solamente come un corpus di testi, mica solamente come una disciplina che studia l'analisi di testi, ma piuttosto come un sistema gerarchizzato, inugualitario, fatto di centri, fatto di periferie, di dominanti e di dominati. Dunque io ciò che ho fatto infatti è che ho scelto un accosto cruciato, esattamente, e ne esce una desa pluridisciplinaria, dunque un aspetto un po' ibrido, ma per me è la sola maniera di accostare in maniera veramente completa una letteratura e in sovrappiù una letteratura di quelle periferiche. Ecco. Ah sì. Allora, forse che bene interessante di incaricare per noi non ha usato titolo di libro, dunque entre tradizione, politica e modernità. E forse che così potremmo spiegare per noi questa nozione che tu impieghi qui, e forse per principiare tradizione e modernità. Dunque, tradizione forse che quando una poche conoscenze di ciò che si è fatto nella letteratura corsa, forse sa una macchina penuncia di ciò che la poeria è una tradizione o una scrittura con un verso tradizionale, ma modernità è problematico come parola forse. Infine, io la giuntesa così. Dunque, forse che seria una buona di avere una spiegazione tra i rapporti tra tradizione e modernità, bene a dire uno è a continuazione dell'altra, sono in contatto, sono sempre in contatto io, mica, sono in opposizione, allora, forse mica di maniera globale, ma forse con certe individualità di scrittori, e poi non ha suo carattere moderno qui. Cosa vuole dire moderno? Per esempio, non so, non ha un scritto di XIX, un scritto di principio del XXI secolo, cosa sarebbe un scritto moderno? Come si non so, mette in risalto i tratti moderni di un testo leggendolo? Ecco. Voglio cercare di fare una risposta globale. Per me tradizione, politica, modernità sono tre assi che sono interessantissimi se tu vuoi accostare la letteratura di lingua corsa di maniera soddisfacente. Dunque, da un principio mi veniva abbastanza chiaro che aveva da costituire un modello con l'idea di una relativa opposizione tra i due primi concetti, tradizione politica e modernità, con l'idea di un trabassamento, quando ho concepito adesso aveva appena questa idea qui. Dunque sono tre assi che quantunque si intrecciano assai al di là dei periodi.
Dopo c'è un periodo che può essere di più girato verso la politica, ma l'idea è quella di un intreccio. Possiamo pigliare l'esempio di un'epoca di periodi, per esempio di parlo di un periodo pioniero che la fa una letteratura di lingua corsa, ti posso dire che c'è di noi, per esempio, Battella Pesca. Battella Pesca che sotto certi aspetti comunque è piuttosto iconoclastico, moderno, per esempio, rimette in causa un po' la logica di un patriarcato attraverso la condizione femminile, che può essere un tratto. Bon. Dopo io ho detto che la modernità è una nozione che non è mica considerata di maniera fissa, appiccicata a un periodo e che sarebbe assente di lastri. Ciò che ho fatto è che ho considerato che la modernità della letteratura periferiche è una modernità che tu potresti chiamare anacronica, perché non corrisponde mica a un livello di storicità alla modernità detta centrale o internazionale allo stesso momento. So di bio l'esempio di Becchanguilla, di un primo romanzo di lingua corsa, quando la Facca nel 1930 è un soffio di modernità. Bon, è un romanzo che ha un carattere popolare, un colore popolare, che ha di un trattamento di lingua che è interessante, ma comparativamente allo stesso momento in Francia, per esempio, trovi romanzi psicologici, modernisti, di Gide, di Proust, dunque c'è comunque una differenza a un livello di agronologia. Dunque io ho considerato la nozione in maniera dinamica, mi sono detto la modernità dipende di un periodo, ma non l'ho mica considerata di maniera vista, appiccicata unicamente a un periodo che sarebbe quello di la modernità, ce l'ho contestualizzata. Bon, l'esempio non mancano mica. Dopo come si mette in piazza una modernità per abbortare il periodo può essere intorno a una nozione di messa a distanza di ciò che si fa già sul momento qui, che corrisponde a una specie di canone anche a livello sociale, dunque un certo spirito iconoclastico, ma il punto veramente centrale è ho fatto di considerarla come qualcosa di dinamico che non sia mica fisso e appiccicato a un solo periodo e mi viene in mente questa espressione di a maggioria di idee c'era un specialista di letteratura wasca a Palateghi e parlava di modernità paradossale. Dunque a certi momenti forse abbiamo avuto una modernità paradossale, ma che per abordare la nostra storia letteraria può essere moderna, di alla stessa maniera il verso sciolto in poesia a fa un secolo dopo Rimbaud. Dunque c'è una dimensione anacronica, ma per abordare la letteratura corsa è modernità la stessa. Ecco. Dunque rapporti che possono essere sia di complementarità sia di volte di opposizione. Ho fatto mettere a distanza certi elementi di tradizione, ho usato l'esempio di Battella Pesca, ma ce n'è quante più, di una maniera forse di poter determinare un grado di modernità, ma senza giudicare di maniera negativa tutti i progetti. Un progetto non è mica per forza di qualità, se hai un testo iconoclastico, un testo deve risponde a certe necessità di forma e di fondo per può essere giudicato come buono o mica. Poi dopo tutto è relativo. Ecco. Grazie. Allora, forse una domanda in centro questa qui, no, proprio. Penso mica. E una rimarca prima, perché chi di una meraviglia questa tesi, perché chi è sul libro, perché chi ha schisato a trappola di l'identità della letteratura corsa. In tutti i casi i atti di non ciò che la bueria è, se ciò che è la letteratura corsa, come definirla, hai scelto, hai frastagliato un insieme o ciò che ti interessava, la letteratura espressione. Un corpus corso. Ecco. E a un mondo di Uiuva di tanto quando è che si parla di letteratura corsa, di letteratura di espressione corsa, dico con la parola letteratura, allora, perché chi a parola letteratura sottintende una forma di riconoscenza o di legittimazione
e tanto sono gli autori stessi che si riconoscono come autori di letteratura corsa o che costruiscono dunque una letteratura di una riconoscenza che poi viene da fuori, bon. Ma da fuori può essere fuori dall'isola o allora fuori dalla comunità degli autori. Ecco, seria questa la domanda. Allora, quando è che la fa una letteratura scritta, perché bon, la letteratura bocca è un altro terreno assai ricco, ufficialmente 1702, ed Erzine poetiche di Guglielmo Guglielmi. Dopo io ho fatto una piccola scoperta che mi ha stunato, che all'occasione di un viaggio in Palau, in Sardegna, in Gallura, con Alain Di Meglio, abbiamo imparato che il primo testo in gallurese regolava al 1643. Allora, un po' come una rivendicazione non la Sardegna, dico in passando, ma se tu pensi che il gallurese è un'emanazione di un sultanaccio, di un sartinese, bon, fa riflettere quantunque. Dunque, 1643. Bon. E è un peccato d'altronde che ci sia mica un scambio più importante con questa sponda qui, perché finalmente il gallurese, quando tu senti il gallurese, bon, è di una meraviglia. Bon, c'ho due parentesi. Dunque, a questo momento così, siamo in un periodo che hai un'epoca di progetti che sono quantunque mercati abbastanza da diglossia, dopo certi progetti come quello di Della Voada, come quello di Batellabesca, che possono presentare al contrario tratti studenti di modernità anche, c'è quantunque la coscienza di una specificità, ma non c'è mica un progetto strutturato, organizzato a questo momento così. E al momento che tu hai veramente un progetto, a partire da il gesto fondatore di Santo Casanova, in Tramontana, 1896, e a partire da qui che si struttura il movimento. Dopo c'è di nuovo a Diama di Agispra, che quantunque è assai chiara, un'imbogazione che la sbuccessi una letteratura di qualità, insisto non tavo termine. E qui c'è una coscienza di gruppo. E c'è anche una doppia coscienza perché Paolo De Santi Asà, non i poeti redentisti, e hanno anche una coscienza nel senso di essere moderni all'interno di questo movimento. Dunque c'è una coscienza che è larga, dopo coscienza non vuole mica dire riconoscenza. Questo è un altro problema. Ma un momento veramente di coscienza è questo momento che lo apre, per parlare come Bourdieu, il campo letterario corso e fattualmente di apertesi da questo momento qui. E bon, sì, mai riveneremo su periodo così, ma c'è una dimensione giustamente politica, perché al momento che lo apre un campo letterario per un paese, per una nazione, non so che parola dovrà, c'è sempre una linea stretta con il politico che è stato dimostrato, c'è un aspetto tradizionale perché abbiamo una letteratura tradizionalista e c'è un aspetto modernista, i poeti redentisti, un romanzo con pesce anguilla, dunque finalmente è modre nozione e ridroemo. D'accordo. Dunque, principio di intesi musicali, proprio questo. Sì. Allora, forse che ma entra proprio in un libro e ciò che è interessante è appunto che è uno dei gesti di un critico letterario quando lo fa una storia e letteratura, di la scelta di una periodizzazione. Ciò che è interessante è che frastaie di questa cronologia letteraria e poi costruisci un'epoca di insieme e poi dopo una maniera qualificata questi periodi qui c'è una discussione che è assai interessante nel libro per trovare una nozione, un concetto forse che specchieria, forse mica di sé, ma in tutti i casi un'ondatura principale di quelli che scrivono a questo momento qui. Allora forse che una domanda che sarebbe appena di metodologia, che come hai scelto questa periodizzazione? Forse dopo veneremo allo studio di differenti periodi, ma chi sono i criteri fatta fine? E poi forse un'altra domanda, ma non so mica se si può avere una risposta qui.
quelli che scrivevano dando avevano mica a coscienza d'appartenere a una generazione specifica. Ecco, quindi è una domanda che molto spesso oggi in gli studi storici ho fatto di varie generazioni avevano mica questa coscienza qui. D'accordo. Dunque due cose, la periodizzazione e dopo la coscienza di partecipare a un movimento determinato. La periodizzazione può essere considerato come qualcosa di appena sticchito, è vero che ha una logica pedagogica, che propone una vrestaliera per poi anche bulgarizzare appena e far capire, ma allo stesso tempo mi pare che è necessario giustamente per far capire i movimenti di una letteratura, per identificarli. Dunque, è quantunque una dimercia, hai detto un gesto di critica letteraria, mi pare necessario, poi in sovrappiù mi sono visto che certi concetti erano appena vostri, per esempio la nozione di mantenimento di un spirito, una tendenza, io non ho fatto quantunque un periodo identificato, ma lo spirito di mantenimento lo ritrovo in destra. Dunque mi pare interessante la periodizzazione invece di settorizzare, se posso dire così, un mantenimento. Dopo, come si fa a una periodizzazione integrando tutte le dimensioni della letteratura? Il testo, ben inteso, e il contesto, il riacquisto, per esempio, l'ho detto prima, è quantunque determinato assai dalla politica, dagli avvenimenti socio-storici, e dunque bene naturale di identificarlo come periodo. Dopo mi hai detto la coscienza dipende dai periodi. Il periodo pioniero, coscienza mica tanto, il primo riacquisto, coscienza sì. Il mantenimento, si può dire che la squadra di un montese coscientizzata, quella di rigiro di noi, e oggi si può dire in una certa maniera che gli autori sono coscienti quantunque di avere un po' trabassato le primure di prima, le primure di un riacquisto e quelle di un mantenimento in noi. Dunque c'è una coscienza e poi certe scuole letterarie che non dicono mica sempre il suo nome, quantunque c'è una riconoscenza tra i scrittori, dunque la coscienza si costruisce progressivamente, ai primi tempi è vero che è poca, ma a lungo tempo c'è. E c'è anche la dimostrazione che giustamente la nozione di modernità c'entra, perché finalmente ogni generazione ha un suo ritmo, costruisce la sua modernità, perché ciò che la vuole è un caccio mica l'individualità degli scrittori, ma di maniera globale, comunque, sono coscienti di partecipare a qualcosa, a un progetto collettivo. D'accordo. Allora, sul libro qui è scoperto due parti. Una prima che a un livello cronologico è assai ampia, posto che a principio del XVIII secolo, a poco presto, e va fino alla seconda guerra mondiale, nel 1945. E una seconda che cronologicamente è abbastanza stretta, ma si spiega per via di evoluzione che è cresciuta assai. E io volevo voltare, forse mica facendo un listino, ma in tutti i casi voltare tratti di differenti periodi così. E il primo mi ha interessato assai, soprattutto perché chi adopera una nozione che di, come si può dire, con è anche stichita e che è sempre arricchita da tanti lavori. Il primo momento che tu hai scelto di chiamare literarizzazione di dialetto. Literarizzazione di una nozione che è stata costruita da un specialista di storia del XVII secolo, Christian Jouot, e che corrisponde dunque proprio a un contesto particolare, quello del XVII, con dimensione particolare, è una letteratura, non è anche letteratura, autori non sono anche autori, ma che cercano questa riconoscenza da autori, ricercano un statuto. Dunque c'è un tiramola tra dipendenza per via del potere, politicizzazione di un scritto di noi. Ciò che mi interessa è che significato tu li hai a questa nozione di literarizzazione. Io ho fatto di passare in letteratura
O c'è qualcosa? Allora, il primo affare che mi tocca dire è che, so a mi sono allungato a penuccia non giù perché la giubiato un'usione, dunque mi pare minima di cose comunque. E io, in adesso la letterarizzazione intendo messa in letteratura scritta di ciò che prima si diceva oralmente. Invece, possiamo arrivare in un concetto e riflettere in una possibilità di adattazione che d'altri dopo me faranno un po' darsi, perché mica. La letterarizzazione è una messa in paragone di due secoli nella letteratura francese, i secoli XVII e XVIII. E facevo gustato che al secolo XVII il potere politico investisce il letterario, politizza la letteratura. E infatti è appena la storia di un rimbalzamento, perché ciò che si passa al secolo XVIII è al contrario, è la letteratura che porta l'idea nuove e dunque che cada volta cambia la politica. E per questo che lui parla di letterarizzazione di un potere politico. Allora, se tu vuoi adattare alla letteratura corsa con tutte le precauzioni di un mondo, potresti dire che il riacquisto ha contribuito a politizzare i contenuti letterari, ma senza l'intervenzione di una struttura, di una istituzione, per esempio l'Accademia francese. Il riacquisto era anzitutto un'idea, non c'era mica una istituzione da ridu. E dopo il riacquisto, di una certa maniera, puoi considerare che c'è una maniera appena di mica di spolitizzare, ma di ripensare. Renato Gotti aveva parlato di ripensamento, dunque di portare una forma di ripensamento anche a un livello sociale, dunque di un terreno che si può riscavare. Io non l'ho mica fatta particolarmente, ma se tu vuoi veramente cercare un punto d'azione con la letteratura corsa, si può arrivare, secondo me, in questo senso qui. E dunque il periodo di letterarizzazione, come ho detto, è un periodo che è quantunque mercato particolarmente da diglusia. Allora, se tu cacci i progetti di Della Voada e di Vattella Besca, ritrovi certe primure che sono tiampide, che sono chiarissime a identificare, ritrovi la radighiera agropastorale di normale di considerare che la ruralità è il terreno di un dialetto, dunque di qualcosa che tu ritrovi in dialogo e mica in debatte la pesca, che ha una contestualizzazione urbana. Dopo ritrovi lo spirito burlesco, forse per non acquista mica cose più serie con il dialetto, attraverso il dialetto, e ritrovi il sentimento di minorazione, di relativizzazione di sé, i famosi bagatelli della forata, che è di Ubuntu. Dopo c'è di noi, non so mica se lo vedi, allora, allora arriviamo al mio microfono d'origine, ecco, aiuto. E un altro punto che è significativo è per esempio l'assenza di cosiddetti generi maggiori della letteratura. Trovi roba comica, che è a Busefa, ma i generi detti maggiori, più seri, per ora non esistono mica. Dunque è una letteratura che è fondamentalmente mercata da diglusia. D'accordo. Ma questo sarebbe un primo momento, ma forse una domanda che concerne i testi, ma di maniera appena fine, se non vediamo appena uscire di Ruccio così. Come si sono trasmessi dando questi testi prima e anche si testi qui, dunque, con erano anche chiamati letteratura, come si erano concepiti dando e poi dopo chi pone di nuovo il problema della trasmissione di questi testi qui. A una parte della trasmissione era a parlare letteratura dell'almanacco, che assicuravano una prima vulgarizzazione, una prima trasmissione, per più sono testi che sono chiappi veramente da tradizione o con spirito tradizionalista, testi anonimi, un riflesso di pluralità. Di una trasmissione così, dopo a Dionomachia ha avuto piuttosto una diffusione europea, quindi è un caso particolare che ci fa riflettere ancora, visto le difficoltà editoriali. Dunque è una trasmissione a questo momento qui che è veramente limitata. D'accordo.
Allora, per forse un periodo dopo, quello che è abbastanza lungo, comunque, che è quello di o primo riacquisto, dunque da 1896, Santo Casanova fino al 45, dunque la seconda guerra. Dunque hai scelto, la ietta prima, hai scelto di chiamare sul momento qui, primo riacquisto, piuttosto che mantenimento, che forse un speciale amico questa parola qui, gli sa messo un movimento di suo periodo qui. Allora forse buttare in questa scelta qui e poi dopo primo riacquisto, riacquisto, insegna un procedimento non ma insegna in lì ad un annunzio di qualcosa che non è mica, infine, che non è riuscito a toccare la fine, a toccare gli obiettivi che erano stati programmati, concepiti. Dunque forse sarebbe questa una prima domanda e poi dopo beneremo forse in i dettagli di questo periodo qui. Allora, primo riacquisto o pre-riacquisto, primo riacquisto di Jean-Guy Talamoni che ha fissato la terminologia e il pre-riacquisto, ti ha detto perché. Bon, già sono d'accordo con la scelta di Jean-Guy Talamoni che effettivamente considera che il periodo è più che un mantenimento, quindi è un senso che ha una componente politica, di un momento che lo apre il campo letterario, c'è una lea tra letteratura e politica, letteratura, lingua e politica. A Gispra è un esempio e quindi di tutte le maniere di qualcosa che si verifica in dialogo. Dunque c'è una dimensione politica, un mantenimento di un spirito tradizionalista, di una volontà, di uno sguardo effettivamente piuttosto nostalgico, di non una volontà di salvaguardiare un po' d'affari a livello linguistico, a livello culturale, ma mica un'ambizione politica, un mantenimento. Di veramente salvaguardiare ciò che può essere salvaguardiato. Dopo questo periodo così ha una dimensione, e torna a rivengo a un sottotitolo, una dimensione modernista. A Gispra, ribio l'esempio, annunciano la messa in opera, la messa in cantiere di un edificio letterario. C'è a Rivarenza Mistral, a Uvelibrige, dunque c'è quantunque qualcosa d'ambizioso, più che un mantenimento. Dunque, dopo non so perché pre-riacquisto e mica primo riacquisto, perché io ho considerato che c'era quantunque e di forse la particolarità di suo romantismo corso trigadiccio di chi ha un grado di politicizzazione inuguale. Effettivamente avevamo il corsismo, ma avevamo il girneismo, dal cedo era anarchista, i nostri buidi erano irredentisti, dunque se tu vuoi bene o male da presa me a ridurre unicamente a una mossa nazionale. Dunque qui c'è una differenza d'appreciazione e io l'ho considerata così. Dopo non so più se tu mi hai domandato qualcosa a fine. No, era l'idea forse di un periodo di un movimento con è sboccata a faccia che lui va. Effettivamente perché non stavo piano politico c'è una stanciata, c'è un'interruzione che torna e torna, abbiamo una storia che interviene non la letteratura e non stavo piano di costruzione di una modernità, ben inteso, abbiamo un programma che è sempre in onda e il riacquisto non stavo piano estetico va più lontano perché il riacquisto di qualcosa che è un po' trascurato, ma malgrado la sua dimensione politica assai marcata, il riacquisto ha un vero programma estetico. Dunque sarebbe una prima tappa completamente fondamentale, ma effettivamente con l'idea che qualcosa può darsi non è mica tutto affatto compio. D'accordo. Dunque, allora, per la prossima domanda hai quasi risposto a ciò che ti volevo domandare, posto che hai parlato appunto di, mentre suo periodo, di una pluralità di progetti sfarenti e appunto hai dato i nomi, cianeismo, corsismo, eccetera, eccetera, come si concretizzavano in queste idee qui politiche, dunque, come si concretizzavano in dei testi, nella sua scrittura.
Allora, parecchie tendenze o sottotendenze, c'è assai divisa, comunque c'era un mantenimento. Dunque, per i più c'erano i buidi dell'anno corso, con una nostalgia, ma che non era mica sempre angosciosa, poi adesso anche una nostalgia dolce, ma comunque sul sguardo girato verso la società tradizionale, a un momento che la società comincia a essere in evoluzione. Dopo c'era la letteratura dell'abbandono che allora, ha ripiato il concetto a Pasquale Marchetti e l'ha circoscritto, se tu vuoi. E dunque sarebbe la letteratura di sbandono una forma di mantenimento ma amplificato, con una dimensione un po' da dispero di la situazione culturale, sociale, diagnostica, linguistica e allo stesso tempo una componente ingaggiata. Su ente c'erano movristi, Carlotti, per esempio, Domenico Carlotti era un movrista, dunque, malgrado la dispero, aveva comunque la speranza di scambiare cose. Dopo Dastri, un piano mica posizione come Paolo Di Daio, lo dobbiamo considerare come un precursore della letteratura dell'abbandono, con tradizione politica, un modello tradizionale, un estro anche in della forma, esistine dottonari, e a tempo un messaggio politico, una volontà quantunque che il corso si coscientizzasse di betto allo scompianto di ciò che si passava dando in Castaniccia. E dopo c'era la scuola di i buedi redentisti che formavano un gruppo aperto, allora geograficamente, ideologicamente, ma esteticamente di noi. E elli girano in avanzo, e avevano questa coscienza di gruppo, abbiamo messo un'agitazione in italiano un momento che dice, e avevamo noi, ecco perché noi. C'è dunque una coscienza di gruppo in elli. E dunque di noi una piccola componente modernista, ma mica così ciuga infatti, perché c'era una volontà di illustrare la capacità letteraria di un dialetto, c'era la volontà di dimostrare che il corso poi essere una lingua letteraria. Dunque abbiamo per esempio la traduzione in corso di i grandi classici internazionali, Don Quixote per fare un esempio, che ha una significazione. L'apparizione di, per esempio, del Lucciardi di un teatro proprio drammatico, più teatro comico, di nuovo teatro Dusi di Nodini, sempre in del Lucciardi un teatro sacro, dunque qui una forma sacra, comunque di significativo di scegliere un dialetto in una forma sacra ha un senso che trabassa un po' anche la letteratura, che da redo c'è una volontà di costruzione anche al di là, di dimostrare che finalmente su dialetto sociolinguisticamente può essere una lingua. Dopo abbiamo la facoltà di nuove categorie letterarie che a questo momento qui hanno per scopo di veramente di illustrare a letteratura. Io mi sono aiutato un po' di concetti a certi specialisti, mi scuso, ma sovente è così, dopo ho cercato di mettere appena di amo persona, ma qui ho giocato un concetto di letterarietà a Jacobson e effettivamente l'idea è che tanto i scrittori, per esempio anche i poeti, attraversano una poesia sapiente, questo è significativo per rapporto alla poesia tradizionale, che torna un esempio che mi viene, che è fondamentale, e dunque vogliono illustrare veramente la letterarietà di un corso, dimostrare che il dialetto può fare letteratura e in una certa maniera rispondono a Diama di Agispra. Agispra di Aram, di Adiam, che di Lampada, e il primo riacquisto, o il riacquisto, non mica impone a terminologia o di dibattito di aperto, mettono in applicazione il programma che è suggerito da Agispra. D'accordo. In quanto alle tematiche e autonomo, ad intense che ti hai ammintato, come l'abbandono per esempio, sono circoscritte in questo periodo qui o si buono allargare? Sì, si buono allargare. L'abbandono, per esempio, il poi trovato di noi in un mantenimento successivo. Per Puvlori, per esempio, dopo c'è un'evoluzione verso un mantenimento
in apparenza più dolce, perché all'insotto c'è l'angoscia di morte culturale sul momento gusti, ma bon, le cose, se tu vuoi, non sono mica stichide, sarebbe troppo semplice. E per questo che effettivamente una periodizzazione può essere in parte una piccola semplificazione, ma per più l'abbandono è comunque legato a questo periodo qui, di una delle componenti di questo periodo qui. D'accordo. Allora, per un momento successivo, appunto, dunque un mantenimento, periodo di transizione in una certa maniera. Mantenimento cosa significherebbe? E poi arrivandosi alla produzione, benedì un rinculo di produzione letteraria o un altro tipo di letteratura, forse chi spunta a questo momento qui, forse di più etnografica. O sì, ma non so mica se si può rispondere a questa. Un'ambizione letteraria che c'è meno o che c'è più in certi autori. E forse anche per un generalizzare mica ci sono di noi forse autori che si spiccano da questo movimento qui. Sì, ci sono. Un mantenimento, un riflusso in parte sì, semplicemente perché a dimensione estetica non è più a priorità, siamo a un momento di storia che un movimento culturale esce screditato dal conflitto mondiale, il secondo conflitto mondiale, con il sospetto di irredentismo, e dunque durante 10 anni c'è un silenzio letterario quasi assoluto, e dopo c'è un Montese che ribia il movimento, ma a primura c'è anzitutto la preservazione, un nome mantenimento, un nome che non è mica stato dato da lui, ma c'è un senso di asomossa, di mantenere, di preservare. Allora cosa? La lingua e parole considerate come sputiche, per questo che il burismo è una primura di questa letteratura. È vero che è una letteratura, se tu vuoi fare traduzione ti campi, c'è una qualità. Allora, è vero che mette in scena la vecchia società, ma anche in della qualità della lingua c'è una letteratura veramente purista, possiamo dire, una concepitura della lingua purista, e che dirà appena l'ideologia linguistica di un Montese. Un Montese si cacciava appena con il corso di Ugherudio, per dirla così. Dunque, che è qualcosa che è assunto completamente. Dopo c'è la nozione di politico che è di noi appena in riflusso, perché qui si tratta di siamo a un momento che un movimento politico di un riacquisto non c'è anche, e ne siamo anche lontano, e dunque a primura di fondamentalmente di salvaguardia, e dunque come tu hai detto l'etnografia è un'etnoliteratura, e sarebbe la nostra oralitura corsa, per ripiare il concetto di Philippe Gardy, esistia già Nenzo, ma qui si generalizza, e per questo appunto che io l'ho chiamato su parentesi un mantenimento. E pur al di là della qualità della lingua, di burismo, la qualità letteraria non è mica assente. Io per esempio il Baneasimo di Bonavita, c'è una vera poesia di parole, certi passi sono magnifici, quando lo si ricorda, perché è una letteratura di un ricordo, giustamente un ricordo di un genere letterario che ha fatto sul momento così, quando lo ripensa a sua mamma, quando lo entra in sua casa in paese, c'è una vera poesia di parole, dunque io so aiutigeggio come mica tutto affatto moderna, voglio dire, non vuole mica dire che io amigaccio questa letteratura, mi piace assai, al contrario, voglio dire e voglio insistere. Dopo all'indrento c'era una figura comunque iconoclastica che era Natale Rocchiccioli, e Natale Rocchiccioli è interessante perché fa tutto il contrario, a risa. Dunque un momento che sono tutti nostalgici, sono tutti affannati, e al contrario uso stile al contrario di ride, di situazione, dunque di anche una prova di maturità. Ascrizione in del tempo presente, vale a dire che tutti gli altri si rammentano a sua zidellina, dunque a Gorsi di il principio di un secolo. Rocchiccioli parla di uso paese, quando lo scrive Cavalleria Paesana in 55, parla di uso paese, di un paese inventato, ma si ispira già di
di uso vissuto, come tutti quelli che scrivono, e dunque non si stacca mica di uso tempo. L'oralità è una letteratura che si stacca da uso tempo, e non si scrive in uso tempo, quindi è un tratto di modernità, per forza. Dopo a livello linguistico è forse usato che non è mica un purista della lingua, ello integra anche il francese, i gallicismi, a uso processo di creazione. Dunque anche all'interno di un periodo che ti può apparire a prima vista così appena arcaico, trovi sempre la modernità, perché quando dico che c'è un intreccio, penso che c'è un intreccio. No, si chiarisce a fare. Tanto meglio. Allora dopo facciamo, ci avviciniamo a un riacquisto dunque. Un riacquisto forse, prima forse la minta letteratura prodotta sul momento qui, forse seria forse una domanda allora di quasi di metodo, non so, di riflessività su termine qui. Riacquisto di ciò che siamo un crononimo dunque, bene a dire un nome di un periodo storico anche, non è mica solo infine, un qualifica di mica solo un periodo letterario. Ciò che mi interesseria di questa parola riacquisto è diventato mica una nozione, un concetto quasi che si vorrebbe a piegare altri momenti. Si è visto che pre-riacquisto quasi. Dunque, vorrei dire che ci sono tratti che, infine, potremmo considerarlo come un modello che permetterebbe a paragone con altri momenti della storia letteraria, o mica. E poi ciò che mi interesserebbe di sapere, ma che forse ci veneremo dopo per un progetto. Dunque l'uso della parola riacquisto e la sua capacità forse a essere modello amica per qualificare altri momenti. Allora, hai detto un crononimo, il riacquisto è legato a un momento determinato, sappiamo l'anno dei 70 e 80, anche di più U70, all'EVA di U70, i settanteschi, di un momento che in della storia rigente, in della storia culturale, in della storia letteraria che è assai significativo e se non vogliamo rammentare l'infuria che lì di un movimento culturale che a partire dagli anni 70 si sovrapone a un movimento politico. Sovente c'è una confusione, ma di veramente un movimento culturale, cioè la precisa, allora di ben inteso, politizzato, ma è più fine l'affare, è più complesso perché è politizzato, ma allo stesso tempo ha una premura anche modernista, c'è un vero programma estetico e a mia tradizione non ne manca appena assente perché è un concetto di indienatura, indiena un uovo, apertesi dalla tradizione, ciò che quasi quasi sarebbe un paradosso, forse una limita di un riacquisto. Ma c'è un programma estetico quantunque che è presente. Per fare un esempio tipo, teatro paesano ritrovi tutto. La tradizione è un esempio, un mazzero in della Rimigna, a politica in di logo, e a modernità perché è un teatro post-drammatico, un teatro post-moderno. Tognotti è un discepolo di Grotowski. Dunque torna a famoso tre, non voglio mica insistere tanto sul punto, ma vedi, gli esempi ci sono. Dopo è vero che la nozione di riacquisto è talmente centrale nella storia corsa che a ritrovi Cabunenzo, che hai detto il primo riacquisto, vuole dire che il riacquisto di quantunque una riferenza collettiva forte nell'immaginario di corsi, e di una certa maniera a ritrovi dopo perché i scrittori odinchi sono coscienti a rivendicare, allora certi di maniera più lena, altri più cruda, più dura, ma si considerano un'epoca come veramente quelli che hanno trapassato il riacquisto. Dunque, storicamente è una nozione che fa senso prima e dopo. D'accordo. Allora, hai parlato di progetto estetico per il riacquisto, un progetto estetico, forse in giro, soprattutto la rivista Rigio, che a produzione è stata soprattutto poetica. Forse due parole non sul progetto qui, questa maniera di concepire la scrittura letteraria sul momento, e poi forse anche un'altra domanda
che sbarserì appena un momento di 70, sul programma qui, in diadura, mica con senso solo militante, di ingaggiamento, in diadura, puoi mica essere, non seria mica forse, come si può dire, un programma con potenzialità, con odinche per la scrittura, per quelli che scrivono oggi. Allora, la poesia, allora, certi l'hanno considerata come un riflesso di poco l'oralità che colla a gallo così, la poesia, poi è vero che la poesia è la componente principale di un riacquisto, comunque, Giacomo Fusina e un'epoca, anche sai quanto me, di una poesia che introduce una rompitura comunque storica, con verso sciolto, dunque una volontà a tempo di allontanarsi dalla tradizione, ma senza allontanarsi tutto affatto. C'è un'ambiguità, l'indienatura di un concetto comunque ambiguo, di un concetto modernista e a tempo conservatore in noi. Dopo c'è una rama di prosa, perché la prosa, che sappiamo, è un segno veramente di modernità, di sviluppo, di oggigiorno, di un modello letterario che è premiato dall'istituzione internazionale. Dunque, un mica studente che riacquista ha pieno formulato una rama di prosa che non si è mica concretizzata tutto affatto. Abbiamo a fine degli anni 80 un sviluppo di Anuela che principia che sa da prosegue dopo con 90, ma un romanzo, per esempio, i romanzi riacquistati non sono mica così numerosi, dunque è di più un modo che veramente una realtà, il famoso modo di Domenico Antone Geronimi, poesia sì, ma prosa a boline più, dunque un progetto estetico che è centrato in una poesia, con una poesia che si modernizza, una poesia di noi che introduce a metafora, a dimensione di un simbolo, invece che la poesia tradizionale più letterale, che di noi è una novità importante, e dopo a coscienza che la prosa deve essere sviluppata, ma c'è qualcosa che si dava piuttosto in seguito. Ma un progetto che è strutturato, l'indiatura aveva un'idea di, infatti, come lo diceva Geronimi, di programma, lo diceva indiatura, di programma, non è mica ingaggiamento, ma di un programma ingaggiato quantunque. Sicuro. Allora, forse per continuare, dunque hai parlato appunto di Abrosa, dicendo che forse c'era più programma che concretizzazione per un riacquisto in quanto a Abrosa, e Abrosa non che veniva appena dopo. E di questo periodo che tu chiami tu 90, non c'è mica stata una generazione dell'80, no. C'è stata. Di un scherzo. Dunque per un 90 forse cosa c'è che cambia, che mutazione c'è tra l'abruzione di un riacquisto e quella di un 90? E forse c'è di nuovo beso di un contesto storico e sociale a tempo qui. E forse è vero di noi che ciò che caratterizza su periodo qui, più che la poesia, forse di prima novella e poi dopo un romanzo. E qui che vengono aperte da novella e un romanzo. Forse c'è un cambiamento anche a livello di l'accosto di scrittura e di novella e di scrittura romanzesca qui. Allora, sottintendi che di un periodo di rompitura, sono da consento con te, ben inteso, di principiare con la continuità, invece, perché c'è una continuità estetica. Dunque, vedi che sul filo della modernità scambia secondo i periodi, ma di una premura che ferma. Dunque, l'idea di sviluppo estetico della letteratura corsa, che è qualcosa che un more mica, si prosegue naturalmente. Dopo le rompiture sono parecchie, effettivamente, c'è una rompitura psicologica. Allora, qui c'è la contestualizzare appena la situazione. L'anno del 90, disgraziatamente, c'è a un livello di società corsa una forma, comunque, c'è la dire, di intoppo psicologico in particolare, che dura di dirla, ma è guerra tra l'evazione di un nazionalismo che ha un impatto
ha un impatto nella scrittoria, ha un impatto nella scrittura. Allora, cosa è che scambia? È che per la prima volta lo sguardo che si pone ad diventare autocritico. E quindi è un segno di maturità. Per la prima volta i scrittori hanno ammintato a grisa dell'identità corsa. Forse che ora questo l'aveva vista, ma non l'aveva mica troppo palesata, può darsi. Della stessa maniera abbiamo una dimensione umanista che si accresce. Allora, non dico mica che ora questo non era mica umanista, perché sarebbe una varsità, ma questa dimensione qui si da amplificare per fare un'opposizione. Passiamo un po' da una letteratura di l'uomo corso a una letteratura di l'uomo in generale. Quindi è un punto in dopo un piano formale, effettivamente a novella diventa un puntello assai praticato. C'è un dinamismo di novella, un romanzo mi aspettavo piuttosto 2000, ma ci sono i progetti che si fanno piano piano, una costruzione si fa in un tempo lungo, ma c'è un altro elemento di noi, se tu rifletti, è la lingua. Un riacquisto scompartia a primura purista di un mantenimento, con una dimensione di orte neologica in Rinato Gotti, ma un riacquisto era sensibile al burismo. Qui, allora, ci sono tre esempi, so di Biu, Sant'Ugasta, la Gili di Usariseo, un bel di tutta la complessità che lo c'è. Ma, di maniera generale, a primura linguistica è di più a ascrizione in un tempo presente, a contemporaneità. Quindi noi è un elemento di rompitura, dunque c'è una continuità, ma ci sono rompiture di noi, ce ne parecchie. D'accordo. E dunque, ma continua forse per l'ultimo periodo, quello chiamato Aivisia, che l'anno 2000 fino a oggi, fatta fine un nome su un momento qui, specchia ciò che la diventa letteratura su un momento qui, ma di una produzione fine a un livello qualitativo e quantitativo che è abbastanza alto. E ciò che mi interesserebbe forse qui forse sul cambiamento, ma forse che era già principiato con 90, bene di forse da una voce collettiva si passa a premure e progetti di più individuali. E poi un altro punto forse che mi interesserebbe io di dare spiegazione di sa letteratura qui tanto un po' più o l'autori un vogliono più essere qualificati da autori ingaggiati mica forse a un senso politico unico, ma si pensa che certi per noi chi scrive in corso di una maniera di ingaggiarsi. Dunque ci sarà torna e ancora si piazza qui per una letteratura ingaggiata come non so, la letteratura ingaggiata di Sartre per esempio. O allora ci abbiamo di più per dire una ebrimura estetica o quasi all'arpura. Ecco. C'è un cambiamento così o mica? Enfin, si risente o mica? E poi dopo ancora una domanda, non è burisimo, forse. Allora, oggi abbiamo effettivamente una letteratura che si assume come una letteratura di creazione, vale a dire che gli autori non vogliono più essere, tra virgolette, impastudiati da specie di d'obblighi culturali, politici, morali di noi, come posso dire, un scrittore corso non vuole più essere considerato unicamente o considerato come un portabandiera di uso popolo, e qui sono obbligato di vedere un contrappunto con il riacquisto, un contrappunto al mantenimento di noi, dunque qui è un fatto, di una letteratura effettivamente che vuole essere riconosciuta come una letteratura estetica, di qualità, moderna. Qui mi pare veramente una primura collettiva che è abbastanza formulata. C'è un piccolo gruppo di scrittori che ogni tanto si esprimono non in rete sociale, mica solo, e questa primura è effettivamente palesata.
Dopo mi hai parlato di dunque, l'ingaggiamento, non penso mica che la sia una letteratura disingaggiata, nel senso che c'è piuttosto una riformulazione dell'ingaggiamento, vale a dire che l'ideologia settantesca di un po' rimessa in prospettiva, un'epoca di autori facendo un bilancio, cioè la dilla di un po' a disfatta di un progetto nazionale corso. Biancarelli, Jurek, ne abbiamo l'esempio, mi pare evidente, ma so autori, già ho fatto di riconoscere su questa evoluzione a voi bianco come una forma di lucidità e di ingaggiamento, e accanto a questo sono scrittori che sono ingaggiati in altri terreni, che possono essere per esempio il terreno sociale o altro. E dopo, come ti hai detto, ho fatto finalmente di scriversi in Deo presente, ho fatto di mettere il corso a parità con le altre lingue, o manco testualmente, e mi pare un atto ingaggiato, comunque, un atto quasi di fede, se tu rifletti. Dunque, un disingaggiamento sa dipende di ciò che tu ci metti in dentro, comunque. Dopo esiste sempre una letteratura tradizionale, tradizionalista o politica, esiste sempre, e tanto meglio. Di un segno di salute, di un segno di maturità. Ti posso fare due nomi così, Benini de Zerbi, so in parte, dopo alcuni di orte trovi aspetti di modernità e tutto questo sei ricco, vedi. Dopo a primura di uburismo, si sfassa. Dopo, secondo i progetti, si dipende, ma in tutti i casi c'è la coscienza che a perfezione linguistica non fa mica per forza un capito opera, e che per fare letteratura c'è altri criteri, e c'è una certa lucidità, c'è l'inserzione di i gallicismi quando è necessaria, secondo i personaggi che parlano, c'è una primura di realismo, c'è di nuovo una primura che il testo sia capito. So quantunque scrittori che sono radicati in questo tempo, che parlano alla sua generazione, non parlano mica alla generazione anteriore, vogliono parlare alla generazione odinca che può dire il corso. Dunque, il burismo, trovi sempre scrittori che scrivono di maniera più classica, come Jurek, ma non gli impedisce mica, per esempio, all'occasione di inserire il francese, per esempio, un romanzo che non sia fatto di guai. Il francese gli permette di rispettare l'uso giornalistico, la fare bastelliga vesce, tanto rigore al francese non è mica un problema, non è mica un blocchino per questi scrittori qui. Dunque, come tu vedi, parecchie evoluzioni in parecchi anni. Ecco, vabbè, appunto, in questa evoluzione qui hai detto che la produzione romanzesca, soprattutto mentre su un momento qui che era più a forza, chi percibia, perché qui di noi nella scrittura romanzesca c'è una pluralità di strade seguitate qui, e forse che così possiamo anche ammentare ciò che tu dici in un libro di un postmodernismo. Allora, al di là di un romanzo, forse, anche una novella, ma io ho identificato parecchie scuole, ma sempre con questa primura un po' pedagogica, ma che de volte a voi contestare ben inteso. D'altronde, il disincanto, per esempio, Biancarelli non riconosce mica l'appellazione, ma a posso giustificare. E a tempo, quando lo dice no, io non sono mica disincantato, ha ragione, perché effettivamente quando tu leggi a Biancarelli, sovente ridi. Allora, io ho una risa sconfortevole, ma effettivamente non è mica. Eppure la visione di Agorsica o Ginca è comunque una visione dura, è quasi una visione che fa da mortorio a un'epoca di illusione. Ma accanto a cui ridi, accanto a cui c'è assai creatività. Dunque questo sarebbe un disincanto, tutti questi scrittori qui che formano un gruppo, una componente importante. Dopo, io ho identificato un po' con un'altra tendenza, in particolare con Paolo De Santi, ma penso di nuovo al progetto di Paolo Michele Filippi, un perso in Aligiani. Io ci ho visto un'andatura postmoderna, in quel senso che c'è sempre la dimensione autocritica, ma
di girata verso la Corsica, ma di nuovo verso l'uomo in generale. E il postmodernismo è interessante perché permette di girare appena in derisione, di ridicolizzare l'assurdo di un vettore privilegiato, in particolare in dei santi, tutte le certezze a tempo di l'ideologia, tanto riacquisto non ci puoi che pensare, e di l'uomo in generale, di una via che non sta piano di letteratura, bon, già di una letteratura che è assai piacevole a leggere perché c'è una nozione di parodia che c'entra assai, dunque sovente la parodia può essere sinonima anche di risa, dunque è piacevole a leggere. E bon, queste sono due tendenze importanti. Dopo ce n'è chi sono difficili a classificare perché da critico letterario con della didoca classificata è un po' complicato. Tiago Mudiero, per esempio, non è mica insensibile all'aspetto disincantato, malgrado la sua filiazione riacquistata, che sarebbe piuttosto una filosofia dell'ottimismo, ma se tu pigli la barca di Madonna, ci sono aspetti tragici di noi, lo suicidio di Lulu in dei migi, face tanto ride, e a conta che in Deus stile ci puoi riconoscere l'impronta di un modernismo, di un postmodernismo, abolivonia narrativa, ma tutto questo si spiega perché questi scrittori qui che li vogliono non è mica qualcosa di superficiale, sono coscienti di modernizzare la letteratura corsa, ma la vogliono perché serve uso progetto, un Diago Mudier, abolivonia narrativa, di per esempio una maniera di illustrare a pluralità, a molteplicità di punti di vista, ma di noi l'impossibilità di avere una consenso e una coerenza identitaria, di la complessità dell'identità dei corsi. Paolo De Santi l'ha detto, di l'impossibilità di certezze dell'uomo, c'è un tema di noi di la verità, di augia. Marco Biancarelli, i sono maestri, sono americani, il realismo brutto, il realismo sale, Bukowski, McCarthy, e dunque tutte queste trasposizioni gustizie, tu vuoi, non sono mica fatte a caso. Ecco. Dunque sono di più forse autori di letteratura che di letteratura corsa sola. Possiamo dire due a tempo, comunque. Allora forse per un'ultima domanda, ma chi s'allontaneria di questo qui, di situazione di letteratura corsa oggi, e poi forse due domande, una che, infine, due domande, due aspetti che sono liati, infatti, fine, una che tocca il pubblico, bene, di un lettorato, l'avevamo amica per letteratura corsa, o si scrive per una posterità. E poi l'altra serie nel campo di l'edizione piuttosto qui quello di serenità di l'opere. Per un esempio, ci sono romanzi che sono stati pubblicati 25 anni fa che non si trovano più oggi, penso a Fontana Altea. Ci sono opere di penso io a Vattela Pesca perché chi di un autore che ci lavoro, dopo la prima pubblicazione non ce n'è più stata, fuori da Civitola, per esempio. Pone di nuovo la domanda di l'accesso al suo patrimonio e anche fatta fine per quelli che scrivono oggi. A me un giorno mi è stata domandata di più facile forse di scrivere in corso perché chi non c'è mica l'anteriorità, non sa mica coscienza dell'anteriorità. E forse scrive senza essere cosciente del suo patrimonio, senza conoscere lo ha fatto, ma fine, tutto qui. Allora, educato un punto sensibile, un lettorato, è comunque un grosso problema. Allora, un problema perché? Perché, bon, già, cioè, sapere che storicamente non si può mica parlare di un'erosione di un lettorato, ma di un'assenza storica di lettorato, che è disgraziatamente di un costato, di un punto che franca i secoli. Qui, infatti, si in la dimensione istituzionale della letteratura. Siamo una letteratura in senso testuale. Per me la letteratura corsa in deudetto è consolidata.
ha fatto la sua muda, ha francato un po' di periodo, ha francato un periodo di tradizione, di abolizzazione, oggi siamo in una letteratura moderna di creazione, ma siamo in una dimensione testuale di un letterario. Se tu aumenti la dimensione istituzionale, di qui che ha puntato Diago Mudiera, per esempio, che ha puntato a parlare di produzione letteraria e mica di letteratura, perché tutti l'arnesi, tutti i canali di radio di valorizzazione sociale che ti facciano campare una letteratura o sono assenti o sono in posizione di debolezza. Hai detto a scuola di un esempio, ma a scuola di regola deve sperdere i testi. Un corso di un'opzione, al liceo sono 10% i liceani, capisci il problema? E quindi trabassa il testo qui la fare. Hai parlato di classici, io mi sono già ritrovato per esempio a studiare signora di Renato Gotti con gli studenti, ma il problema è che la signora non lo trovi più. Dunque tanto parli quasi di un'astrazione e quindi è appena tragico la fare. E ce n'è parecchi così, la Gili di Usarisio per esempio cerca burro. Dopo c'è da Stribunti, un lettorato di Ubuntu Diave, l'edizione che si batte, che fa veramente tutto ciò che la può, ma chi ferma limitata, a critica chi ferma limitata, dunque abbiamo l'impressione di essere un po' appesi a un filo, che è una realtà, e il problema è che campiamo in una società di consumo, in una società utilitarista, sapere io da professore di corso a insegnare un'opzione, ciò che è opzionale non è mica, mi capisci? Dunque, questo è un vero problema, di una vera difficoltà. Come va per trovare dopo di capire che la letteratura corsa non possiamo mica essere unicamente guidati e mossi da solo la rentabilità, ma di un criterio che c'entra. Pascal Casanova, ella per esempio determina un polo economico all'interno di questa letteratura di istituzione di un campo letterario. Dunque c'è una realtà economica di un letterario. E noi all'interno di questo sistema qui siamo veramente poca roba, e non siamo mica riconosciuti all'internazionale da istituzione, la famosa Repubblica Mondiale delle Lettere, e all'interno abbiamo il nostro GIFA, una legittimità interna di, se tu vuoi, un processo che è sempre in onda, e anche quello che è appeso a un filo. Dunque, come va, on la so, forse da un statuto a un corso potrebbe aiutare, fa progressare la corso vonia, crede in dell'educazione e così è un lavoro che si continua e ce l'aveva a vedere, sì, ma l'avemo. Ecco. Finimo con l'ottimismo. Grazie. E grazie a tutti. Ringraziati assai per il tuo corpo di mano assai prezioso. È stato un piacere, proprio. Un sogno d'università, in cui parlo universalità. E un sogno d'università, democi la pena.